non c'è la volontà politica di risolvere la grande questione delle politiche culturali di questa regione. E la spiego velocemente. C'è una legge per la cultura approvata 2 anni fa, che dovrebbe essere una sorta di testo unico per le politiche culturali regionali, che però non viene attuata, perché mancano gli strumenti attuativi che la Giunta dovrebbe emanare per poter trasformare quello strumento normativo in braccio operativo. E quindi anziché utilizzare nella programmazione delle politiche culturali la legge più moderna, più seria, approvata all'unanimità recentemente dal Consiglio, si sceglie volutamente di continuare ad utilizzare una legge del 1975 per poter finanziare le attività culturali e non solo della Regione del Veneto. E sapete perché? Perché la legge del 75, sapete come viene chiamata? Lo sapete molto meglio di me. Viene chiamata legge del Presidente, perché è la legge attraverso la quale, senza alcun vincolo, senza alcun controllo, con dei criteri molto molto generali, vengono posizionate su quella legge milioni e milioni di risorse che sostanzialmente il Presidente decide come, insieme alla Giunta, decide come allocare per finanziare non soltanto le attività culturali, ma anche le fiere, le sagre, tutte le attività, diciamo, genericamente intese, manifestazioni, eventi di qualsiasi natura. Ecco perché noi anche in discussione generale abbiamo chiesto al Consiglio e alla Giunta un impegno vero nelle politiche culturali, che non si fa facendo approvare all'unanimità una legge dal Consiglio per poi non applicarla, perché ci viene più comodo, più utile utilizzare una legge di 40 anni fa, sulla quale però sappiamo avere mano libera. Tant'è che oggi nella legge per la cultura ci sono 0 risorse, nella legge del Presidente del 1975, se non ricordo male, nel bilancio di previsioni abbiamo stanziato 2,4 milioni di euro. Ora, preso atto che non c'è la volontà politica di questa Giunta di costruire politiche culturali che vadano nella direzione reale di sollecitare le attività utili, produttive, che creano lavoro, su cui i giovani investono, ma piuttosto di costruire meccanismi che premino sagre ed eventi vari, chiedevamo che almeno nella parte delle attività culturali ci fosse la possibilità di concordare e condividere non con il Consiglio regionale, non con la Commissione consigliare, ma con la Consulta regionale per la cultura, cioè con gli operatori, con i soggetti che di quel mondo fanno parte, almeno l'elenco delle attività da finanziare. Mi dispiace davvero molto che non solo ci sia parere contrario sull'emendamento, ma che ci sia la sostanziale conferma che in ambito culturale, malgrado la pandemia, questa amministrazione non abbia intenzione di cambiare rotta.